Via le province, sembra di sentir Monti e invece è la voce della Lega. Incredibile ma vero, dopo aver combattuto per salvarle dalla forca della spending review, il Carroccio a sorpresa nel primo capitolo del programma elettorale inserisce l'abolizione per via costituzionale. E c'è chi non crede ai suoi occhi e nemmeno alle sue orecchie. Io mi auguro sia un refuso, può essere un refuso nella stesura di questo programma. Ma il programma della Lega cosa è stato fatto con i piedi, che però il capitolo 1 è un refuso? Ma ormai sono tutti i partiti che vogliono l'abolizione delle province. Se dobbiamo sacrificarci per i 2014 miliardi di debito pubblico, il 127,3% di debito pubblico che abbiamo nel nostro paese, anche noi ci dovremo sacrificare. Il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, non è l'unico a spalancare gli occhi di fronte al programma elettorale Made in Lega Nord. C'è anche la presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, a cascar dalle nuvole. Ma in soccorso ecco un Federico Caner in versione difensore d'ufficio. Un presidente di provincia che crede al proprio lavoro è giusto che difenda il proprio ente. Se non facesse così significa che ha qualcosa da nascondere, mentre io credo che sia il presidente Muraro che la presidente Zaccariotto hanno ben amministrato la provincia in questi anni, quindi è giusto che difendano il loro ente. Il problema è quello dei conti pubblici. Bisogna usare le forbici e tagliare le spese, i costi superflui. Posso capire però che in un momento di tagli ai costi della politica anche le province possono essere messe in discussione, perché parte dei servizi erogati dalla provincia possono essere fatti dalle regioni oppure dai comuni a seconda del tipo di servizio. Messe così le cose, Leonardo Muraro ammette che per un ordinamento istituzionale funzionale in Veneto vedrebbe bene la città metropolitana di Venezia e 4 province. Come dire, 2 sono sacrificabili, lui non fa nomi, ma a Belluno e Rovigo fischiano le orecchie. Nel Veneto la mia proposta sarebbe 4 province più la città metropolitana senza fare nomi.